Penso che sia il comune che deve gestire il Mose, dopo con quali risorse vanno studiate, possono essere una legge speciale, possono essere con della fiscalità di vantaggio, possono essere in tanti modi, ma sicuramente la cabina di regia della città intera metropolitana deve essere data ai cittadini. Nessun altro può decidere qua a casa nostra come si fa e come si vive. La realtà è molto complessa, non riguarda soltanto la fruibilità delle navi, ma anche delle barche, delle persone, delle attività. Per cui sì, deve essere il comune. Contro quest'opera c'è stata una campagna di diffamazione lunga 10 anni, sostiene il sindaco di Venezia. Quando i cittadini leggono certe cose giustamente si indignano e hanno ragione per il fatto che qualcuno ha rubato centinaia di milioni in un momento del genere. Ma bisogna distinguere le due questioni. Una cosa è il malaffare e la corruzione che va punita con la massima severità, un'altra è l'opera. È una grande opera di ingegneria marittima. È l'unica al mondo di questo tipo, che sparisce sotto acqua e non si vede praticamente nulla. I lavori ovviamente come sempre portano proteste, perplessità, dubbi. Io sono il primo a avere dubbi, sono sempre stato così, qui dobbiamo essere come San Tommaso, andiamo a vedere, ma non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo tifare perché il Mose funzioni e funzionerà. E sarà una grande opera di cui andare orgogliosi, io sono sicuro.